Bene raga, ciao a tutti, il Comendone, veneziano, Milan-Verona campionato, vai, dobbiamo fare i punti raga perché siamo a meno 10 dalla Roma che incredibilmente è in prima posizione, Tigiani, contro il Verona si deve vincere, Leao, Rafa, ecco, subito grande Leao. Certo che derby no emozionante di più, 2-0, 2-2 così. Attenzione ai Gyökeres. Pulisic. Milan a doppia punta, ma Walker. Niente. C'era da capire cosa fare. Perché vorrei giocare a due punte, ma con un modulo non così. Adesso vediamo. Intanto vediamo come andiamo così. Pulisic. È una specie di 4-2-4 questo. Un 4-2-4 molto spregiudicato. L'appoggio sulla fascia. Vede lo scatto e cerca la profondità. Riceve il passaggio. Attenzione che ho tanti giocatori di fascia, cioè non è che posso modificare completamente la squadra. Però sono partite assolutamente da vincere, poi vincere l'ultima in Champions per andare agli ottavi è fondamentale, raga. Ragazzi, però con il Verona bisogna vincere in casa, con tutto il rispetto. Eccola. Dopo 15 minuti il Verona punisce. Molto bene. Qua raga, però se perdiamo anche questo siamo a rischio. Maldini è a rischio, non può avere credito infinito anche se è Paolo Maldini. Victor. Leao si invola. Leao ovviamente la pena a farla, ma com'è? Vai Sandro, bel cross. Uno dei nostri? Niente. Nulla da fare. Sandro. 36esimo. Sandro la mette in mezzo, sbagliata. Walker. Pulisic. Golazzo. Questo è un gran gol di Chris. Grande Chris. 1-1. Bravo Chris. Bella finta e bel tiro, sì, assolutamente. Dai, sveglia. Leao. Tigiani. Gli attaccanti però sempre si fanno anticipare, mamma mia. Bravo Tomori. Pallo, no. Ma la recupera, bravo Ficaio. Ma dove cazzo sono i miei attaccanti? Che madonna che nervi. Jimenez, bella per Leao, vai Rafa, vai Rafa. Rafa fa un buon numero. Dai Leao. Oh là. Finalmente Leao, una cagata del difensore del Verona. Bravo Rafa, 2-1. Ribaltata. Una curva su. Sandro che è già distrutto. Sandro è a pezzi. Ocio, aia. Mamma mia. Rischio senza senso. Charles, Pertigiani. Mamma che rischio. Vai Charles, vai Charles. Santi. Carletto.
Carletto, gollazzo di Pino. Jeremy Pino entra e segna. Giocatore stranissimo Jeremy. Comunque 3-1, dai. Pian piani portiamo a casa qualche risultato. Fondo al cuore. Claudio Eceverri. Igor. Charles. Pino. Pino è proprio... No, cazzo, come recupera Pino? No, però cappellone. Igor. Igor! Bel tiro di Igor. Ricci. Scalvini fa un po' una cagata, ma recuperano. Rimpallo sfavorevole. Ocio Fiori. Faraoni. Bravo. Nova nostra. No, cazzo, angolo. In fondo al cuore. Gli ostacoli. Gol. No. Godo. Dai che andiamo. No, ma Pino forse ce la fa. Grande Jeremy. La mette in mezzo Jeremy. Charles. Niente. 2 minuti ed è finita. 3 punti importanti. Claudio. Carletto. No, brutto errore di Carletto. Ottima vittoria. Raga, andiamo a Cagliari. Stadio ufficiale, ovviamente. Bellissimo. Vai che andiamo. Cagliari, AC Milan di Milano. Gianni. Dai Fiori. Di cui per Teo stanchissimo. Rafa. No, Rafa, lento qua. Bravo. Walker. Ecco, cagata di Walker. 1-0 Cagliari, bravi. Male. No, sto rischiando tantissimo. 2-0. Qua non andiamo neanche in Europa League. Ma che delusione però. Che delusione. Che schifo. Proprio male. Qua stiamo rischiando. Rischiamo il posto anche con Paolone e Maldini. Troppo discontinui. È un Milan che fa troppa fatica. Leao. E la rosa c'è. Niente, oh. In nessun modo passo. Cagliari. Tutti fenomeni. No, anche addosso. Attenzione Fofana. Mai fallo. Tutti in avanti siamo. Mamma mia. Ci stiamo provando, ma le dura. Carletto. Fofana per Jeremy. Mamma mia che gol di Pino, signori. Gol mostruoso di Pino. È una pirla.
Sembra la Milan di quest'anno, quando siamo disperati e segniamo. Boh. Ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Okay. Ma cosa fa? Va Leao, che non ne prende mezza. Ma col pareggio, vediamo se riusciamo come Colin. Magic. Facciamo veramente la carlona, tutti in avanti, senza uno schema. Magic. Gol 3-1. Disfatta, disfatta. Che delusione. Per carità, ripeto, sono tutti in avanti senza uno schema, però. Ma guardate il Cagliari, ragazzi, come pressa, come già se sembra il Barcellona. Fallo, ovviamente. Va bene. Malissimo, Fiori, malissimo. Gennaio, se non c'è l'esonero, intervengo anche sul mercato perché la squadra deve migliorare, deve cambiare, ha bisogno di gente più veloce. Attenzione Victor, bello lo stop. Victor, 2 gol identici, ma non serve a niente. Incredibile, quando non conta segniamo, bellissimo. Nulla ha senso. Se segniamo adesso rido. Charles, fanculo. Raga, cambiamo modulo, troviamo con il 4-2-3-1 e vediamo. Vediamo. Charles. Rafa. Tijani. Niente. Chiudiamo con questa che è fondamentale, che perché la stiamo rischiando, perché siamo quinti, ma stiamo rischiando l'esonero perché manca 6 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte, score di merda. Siamo fortunati che Inter e Napoli sono in crisi nera. Bologna e Roma dominano la scena. La partita di Champions la facciamo nel prossimo video. Buono, Charles. Bello. Non siamo, no. Torna da solo Gyökeres. Attenzione, Charles. Brutto errore qua dell'Udinese. Rafa, bella azione questa. Victor per Leao, bella Leao. Rafa. Di routine. Sandro. Attenzione, uno dei nostri. Gol. Un po' di fortuna, Leao segnala i suoi gol li fa. Raffaello Leao. Guarda che casino. Boom, che culo anche. Metà addosso. E che abbiamo il rendimento in trasferta che è ridicolo. Solo noi. Attenzione. Alexis recupera. Guarda come se la allunga. Dai contropiedone. Rafa si invola. Dai Rafa, che l'Udinese non mi sembra in belle condizioni. Gol. Autogol però. Bravo il gol di Gyökeres, niente.
avversari sono riusciti ad andare in gol. Thomas Christensen. Dai, fiori. Vuole la profondità. Ciao. Sceglie il lancio lungo. Cosa incredibile. L'Udinese non c'è proprio in campo oggi, però. Ghiocchero e Spalo. Grazie. L'Udinese però non c'è in campo. Mamma mia. Poi gli attaccanti non segnano. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta Luca. precisione. Attenzione Luca, se ne va Luca. Aia, gol. 2-1. Nella ripresa del gioco potrebbero avere davvero un grande vantaggio psicologico dopo questo gol. Una giocata sontuosa. Come Charles. ha trovato quel pallone, Luca? Che classe! E poi il tiro mica male, Benissimo. Zemura con questa rete ha aperto Ecco, con noi segnano sempre il primo gol, sti stronzi. Charles, Ghiocchero, scusa. con un solo gol di scarto. Già pregustano la rimonta. Bravo Tijani. Tijani! Calcio d'angolo. Sarà rimesso L'Udinese in difesa malissimo. e sarà il secondo calcio d'angolo Sandro. della partita. Un numero in questa statistica sugli avversari in numerazione. Poi Viene la volta. rigore. Dio, Calcio di rigore, nessun dubbio. pazzesco. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Riusciamo a non vincere anche questa, forse. Alexis. Dai, sportiello. Yes, godo. Bravo, sportiello. Avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Non so se gli ricapiterà un'occasione così. Esibue. Un po' di fortuna, dai. E qui è costretto a cedere il pallone. Fallo. Vai. Corretto, sanzionato. Non ho parole. Ma cosa... Hanno reagito benissimo. Ma che gol ho preso? Assolutamente meritato. Guarda. Pare un rigore da 2-0. Zemura, grazie a questa rete, Non ho parole. il secondo centro in questa stagione. Sono sconcertato la difesa che ho. Di rimontare lo svantaggio. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Neanche sul 2-0 in casa con l'Udinese posso stare tranquillo. E ho con un rigore parato anche. A sinistra con il passaggio. Viene sbilanciato dalla difesa. Charles. Prova a darla- Charles, vede Jeremy, Gyökeres, Leao. No. Tijani. Oh, ma Fiori, ma siamo veramente... Leggere tutto in anticipo e si è portato nella posizione giusta per intervenire. Una giocata che vale quanto un gol. E Kellingham. Tocco morbido. Occhio. Alexis Sanchez. Che classe, Ottimo salvataggio. È stato bravo a ridurre le distanze. No, mamma mia. L'avversario tra i pali. Allo sbando il Milan. Dai, Fiori, dai. Dai, sveglia. L'azione era partita bene, non sono riuscita ad arrivare. Ah, questa lo diceva. Ok. Lovric ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Lancia il pallone in avanti e trova il compagno. Mamma mia, che nervi. Andiamo a pezzi, mettiamo Igor, anche Pino. Mettiamo Chris. Fuori Tijani, mettiamo Fofana. E mettiamo il coreano. Con De Ketteler, rischio così. Ah, non un cazzo da perdere. Squadra. La difesa della cioccolata, bisogna fare molti interventi a gennaio, C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti- No, Maxi, mamma mia. Ciao. Basta un mezzo pallone giocabile
Dai, Victor, niente, oh. Non c'è un rimpallo a favore. Vai, Gimenez. Alex Gimenez. Charles. Gimenez. No, ma cosa fai? No. Sbaglio. Tutte le scelte sono sbagliate perché sono fatte con la pressione, perché non siamo mai messi bene. Qua non mangiamo neanche il panettone, raga. Comunque 2 tiri, loro 2 gol. Cioè, sempre così. Mamma mia. Che rischio. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Vai. Vede lo scatto e cerca la profondità. Attenzione, Pulisic. Pulisic. Charles. Pulisic. Igor. Pulisic. Charles che ha messo il suo piede. Charles. Niente, non so cosa fare. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Chris. Charles. Pulisic. Oh, non me la fiscano mai. Il coreano. Pulisic. Neanche. No, vabbè, ma non è possibile. Mi fiscano tutto contro e questo non neanche questo è rigore. No, vabbè, ma è una vergogna. No, ma è una vergogna, però. Attenzione, Charles. Tempismo perfetto. Niente, niente. Che vergogna. Non è detto che finirà così. Due rigori sacrosanti. Fofana, Fofana. Ha incontrato un degno Fallo. avversario, non avanza oltre. Charles. Ma cosa fanno? Ma andate a cagare, dai. Scandali di uomini. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo. O forse il colpo di fortuna decisivo. Che vergogna. Ci salutiamo proprio incazzato nero perché cioè, non riuscire a vincere da 2-0 così con l'Udinese. Questi qua hanno fatto 2 tiri. Il coreano. Paixao. Charles. Igor. Gol. Vaffanculo. E vaffanculo. Grande Igor. Mamma mia. Tutti in avanti, tutti indietro, che cacchio. Non è mica sempre. Stiamo zitti, va. Non è mica sempre. Chiaramente lui lo fischia subito. Subito. Mancano 2 minuti, Fiocio. No, sta scherzando. No, vabbè, devono pareggiare, dai. Mamma mia. Puoi fischiare, stronzo? Grazie. Era fallo anche. Milan nervosissimo. Qui che cantiamo con il cuore. Espulso Tonali, perfetto. Mamma mia. Sportiello. Almeno la vinciamo, Fiori. Mamma mia. Sofferenze atroci. Andiamo a vedere le classifiche. L'Inter perde ancora, l'Inter va in C, direttamente in C. Roma prima, Milan 26, siamo là, dai. Fondamentalmente siamo là per la Champions. Inter 11esimo, mamma mia. Venezia zona retrocessione, Napoli sta risalendo. Raga, andiamo a vedere la Champions.
Ultima giornata, bisogna solo con la vittoria, andiamo, passiamo, Vediamo. La UEFA Champions. 9, 7, 6, 8 punti. Se noi pareggiamo e Salisburgo perde col Girona, abbiamo una chance, dobbiamo vincere punti. Raga, un saluto, come no. Bene, ciao. Ciao!